denuncia una cosa del genere, l'assessore D'Agata insieme al fedele compagno, il mio capogruppo d'Avola, dicono il comune non può fare niente, salvo poi 2 settimane dopo una determinata dirigente Cocina, anche questo non è agli atti, dice che quella discoteca aveva tutto illegale, non aveva agibilità, non aveva nessun documento formale che gli permettesse di svolgere l'attività, tanto da diffidare era un anno, ho aspettato un anno e sono stato insultato sui giornali, i residenti di Via Gisira sanno bene di cosa parlo. E lo sanno bene perché lo visite pure io. Andiamo avanti, pista ciclabile, anche questi altri li possiamo lasciare. Ci torneremo su. Impiantistica pubblicitaria, un altro settore che è un settore, poi il centro storico, le orse, ce ne sono tantissimi argomenti su cui bisognerebbe fare tanto e su cui non è stato fatto e mi auguro che ci sia un po'. ZDL, ora affronterò tantissimi sono gli argomenti, purtroppo oggi è una carrellata di cose non fatte su cui mi piace pungolare, spingere.